dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo tutto quanto, gestendoli e tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo, 6 al giorno. Non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale. Cioè, loro mangiano riso scotto con sugo sopra, con del pollo. Aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10-15 euro, che qualcuno non ti li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di coso, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante, a 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Buona Padania e buona Benacchia da Andrea Rognoni. Beethoven insisteva, ma era un piacere perché voi sentirete sempre questa musica che contraddistingue la mia trasmissione da 22 anni a questa parte. Beethoven invita alla riflessione sulla cultura, sull'arte, sulla filosofia, sulla storia. Oggi però la riflessione vorrei che si spostasse anche per i problemi giovanili, che sono molto interessanti per dare un giudizio anche magari sull'Italia e sull'Europa di oggi, partendo da alcuni disagi e da alcuni comportamenti che adesso vedremo. Però parleremo anche rapidamente, e forse è meglio citare subito, le due grosse novità che sono gli Uffizi, 14 sale dedicate all'arte moderna, intesa come 500, e il Quirinale, la cosiddetta Casa degli Italiani, che si munisce finalmente di arte contemporanea. E poi vi parlerò anche di due congressi, uno dei quali viene chiamato Festival, di opposta tendenza, a Trieste su Augusto Del Noce, che era già stata citata, evento che era già stato citato dal nostro Pellegrin, e l'altro festival che finisce il 2 giugno è quello a Trento, pensate un po', Trento e Trieste, a Trento sulla economia, il cosiddetto Festival dell'Economia, che quest'anno ha un titolo roboante: globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza. Poi capirete perché vengo ad analizzare i contenuti e lo spirito. Per quanto riguarda gli eventi artistici che vi citavo, io non posso che essere contento che agli Uffizi si aprano 14 sale dedicate prevalentemente all'arte padana, cioè alla Venere di Urbino, cosiddetta Venere di Urbino di Tiziano, ma anche opere di Tintoretto e di tanti altri cinquecenteschi del mondo veneto. Questo anche per riequilibrare, e così deve aver pensato anche il direttore del museo teutonico, per riequilibrare un po' un'eccessiva prevalenza di quadri, opere di ispirazione toscana o dell'Italia centrale,
che sono bellissime, tutti sappiamo chi è stato agli Uffizi ha vissuto la sindrome di Stendhal, cioè è rimasto veramente estasiato. Però è giusto che siano presenti agli Uffizi, se è vero come è vero che gli Uffizi si propongono come vetrina nazionale tout court, che siano presenti molto anche i padani e in particolare i veneti. Il mondo veneto ha regalato all'arte dei capitoli straordinari. Tiziano e Tintoretto, ora rappresentati finalmente degnamente anche agli Uffizi, hanno portato l'anima veneta, Tiziano addirittura delle Dolomiti, ma l'anima veneta, che è un tutt'uno anche al di là delle differenze che ci sono certamente fra il mare, la montagna e quant'altro, perché evidentemente quello che nel Cinquecento, non solo, ma certamente nel Cinquecento in forma più apicale è stata fatta dai veneti, è assolutamente significativo e per certi aspetti rivoluzionario. Pensate proprio alla Venere del Tiziano, di una sensualità straordinaria, cioè è l'opera più erotica della storia dell'arte, secondo me, di fronte alla quale certe opere contemporanee di Frida Kahlo anziché di Klimt e Kokoschka fanno francamente ridere, cioè sono sempre opere molto significative, però certamente quella Venere è debordante, è qualcosa che asfissia le nostre viscere in senso di forte orgasmo. Questo perché nei tempi in cui non si parlava di sesso, e lo si faceva ugualmente, ma certamente il mondo amoroso veniva in qualche modo censurato, la potenza espressiva che riguardava questo mondo, partendo da un grande autore come Tiziano, ma non solo, era straordinaria. Quindi l'importanza della presenza, per esempio, di quest'opera della Venere cosiddetta di Urbino, appunto, di Tiziano, è qualcosa che arricchisce gli Uffizi di una solarità, di ispirazione vitalistica, quasi predannunziana, che è davvero unica nel suo genere. Al Quirinale il presidente Mattarella apre con delle sale speciali, cosiddetta Casa degli Italiani, all'arte contemporanea. Quindi arrivano tutti i maggiori rappresentanti dalle Alpi alla Sicilia, da Fontana per arrivare a Consagra, che hanno caratterizzato l'arte. A me sembra un'ottima scelta. Non è che si possa sempre, come dire, essere scettici sulla figura del presidente, perché se sul piano politico lascia francamente qualche perplessità, ma è un mio giudizio, sul piano delle scelte culturali talvolta ci azzecca, ed questa è quella volta, nel senso che sono state fatte delle scelte che onorano l'arte, onorano la cultura e la tradizione italiana, perché l'arte contemporanea certamente nel mio cuore sta soprattutto quella padana, ma io sono un ammiratore per esempio dei siciliani, sono un grandissimo ammiratore della letteratura e dell'arte pittorica siciliana, perché quello che hanno fatto certi autori è veramente straordinario. Però ecco, la possibilità dal 2 giugno, da domani, di andare a visitare in certi orari queste sale quirinalizie a Roma, anche se vorremmo sempre che la capitale d'Italia non fosse Roma ma fosse Firenze, e questo è un discorso così che va avanti per conto suo, però il Quirinale, che giustamente Romano Bracalini ha tacciato di luogo più caro, nel senso non di amato, ma di molto oneroso sul piano economico del mondo, che batte Buckingham Palace di gran lunga. Beh, certo, al di là sempre di questi aspetti indigesti, sul piano teorico è giusto che nel Quirinale ci fosse anche l'arte contemporanea e che appunto gli italiani potessero finalmente riavvicinarsi all'arte contemporanea, perché, ripeto, c'è troppa diffidenza, troppo scetticismo, specialmente in quella middle class, appunto, no? Che
forse sta scomparendo, ma che ha il diritto e l'onore di essere rilanciata, e la politica lo sta facendo a partire dalle ultime elezioni, ma certamente ha soprattutto il diritto dovere e l'onore di riconoscere anche nella cultura e nell'arte contemporanea il segno della bellezza, il segno di alcuni valori che sono interiori all'umanità più profonda e non vanno confusi con quello che c'è anche, ma questo accade in ogni campo, il pressapochismo, la mancanza di professionalismo, la voglia di fregare gli altri. Questo succede in ogni campo ed è accaduto anche nell'arte contemporanea, però quello che andrà a farsi vedere al Quirinale è roba buona, di ottimo livello, e sinceramente non posso in questo caso fare sempre il bastian contrari radiopadanista, cioè in questo caso la scelta secondo me è stata buona. Vi vorrei parlare adesso di un boom che i giornali riportano in una chiave di analisi che diciamo oscilla tra il culturale, lo psicologico, il sociale e per certi aspetti il politico. È il problema della sindrome di hikikomori. Di che cosa stiamo parlando? Moltissimi ragazzi, adolescenti si chiudono in casa e specialmente di notte fanno tutto quello che è possibile fare attraverso un personal computer o altri motori di questo genere. E ne nasce un rifiuto del mondo, secondo gli ultimi studi, ovviamente in tutto il mondo naturalmente, anche se a noi interessa in modo particolare la Padania e l'Italia, ma ne nasce un rifiuto della scuola, un rifiuto della società, in quanto vita vissuta reale, e un rifugiarsi nel mondo virtuale. Appunto il lessico giapponese, che è sempre molto attento a questo tipo di performance, perché insomma ha una lunga esperienza di studio psicologico, che magari non passa dalla psicanalisi di Freud, però è altrettanto valido, l'ha chiamato hikikomori, cioè proprio una voglia di isolarsi e al tempo stesso di connettersi magari con chi non si vede attraverso tutti gli strumenti dei social network, ma non solo naturalmente, navigare in maniera molto accentuata attraverso questi strumenti e in qualche modo pascersi di essi, quindi tentare la felicità in quella maniera, ovviamente rinunciando al sesso reale, all'amore, all'amicizia e soprattutto alla scuola. Ecco, questo problema paradossalmente fa da pendant ad una riflessione che è venuta fuori dalla bocca di un certo onorevole Saputello di nome Cooperlo, che ha detto che ha rilasciato subito dopo l'esito delle elezioni europee, ha rilasciato la battuta oramai notissima, appunto, che in Sardegna, ma non solo, in Sardegna di più, gli ignorantoni che abbandonano la scuola tra i 14 e i 18 anni e quindi che non sono poi arrivati ai 18, l'età del voto, più in grado di avere un certo tipo di cultura, votano Lega. Perché accosto questi due fenomeni che apparentemente c'entrano fra di loro come i cavoli a merenda? Perché secondo me sono il frutto di un'analoga tendenza. Qual è la tendenza che voglio sottolineare? E perché ne parlo in una trasmissione di cultura come questa, che dura da 22 anni e si intitola Terza pagina, ovvero pagina terza, pulite dalle sporcizie di regime? Perché secondo me c'è una verità sotto traccia. Qual è la verità sotto traccia? Che il rifiuto della scuola, in termini di arretramento per i cosiddetti ignorantoni di Cooperlo e in termini di avanzamento, in termini di sofisticheria a spirito autoerotico come gli hikikomori, nascono da un problema, secondo me, che come insegnante qui voglio parlare, e mi perito anche di farlo perché non c'è più la trasmissione sulla scuola che era più mirata, e ogni tanto mi cimento anch'io sulla base di un'esperienza oramai quasi quarantennale.
di insegnamento. Perché i ragazzi non rispondono più alle sollecitazioni degli insegnanti? Perché si è arrivato a una sfida nei confronti degli insegnanti, che poi trova 1000 canali, compreso la violenza, come sapete. Perché quello che trasmette l'insegnamento oggi non è più in sintonia con le esigenze profonde degli adolescenti e dei giovani. Ma perché non è più in sintonia? Proviamo a pensare. Perché è assolutamente colmo di un tipo di comunicazione tra il farisaico e il mistificante. È un tipo di comunicazione, io la conosco bene la scuola italiana oramai, è un tipo di comunicazione che dà per scontato un certo orizzonte metapolitico di ispirazione oscillante, anche qui oggi uso questo termine, tra radical chic e post-marxista, che non è più accettabile, che forse lo stesso inconscio, se non il conscio, che parzialmente aderisce per una forma di scimmiotteria a tutto questo, ma l'inconscio dei ragazzi rifiuta. Quindi, cioè, quello che è la grave crisi della scuola oggi in Italia è data dal fatto che quello che sentono in classe i ragazzi non piace perché parte da un certo orizzonte metapolitico e arriva ad alcuni esiti di varia natura e di varia forma che bloccano la creatività del ragazzo o della ragazza. Questo causa un rifiuto che il pensiero unico derubrica come idiozia, perché fa comodo, è molto pirandelliana la faccenda, fa comodo a quel tipo di potere lì, che esiste ancora e come nelle scuole, far passare quelli che non ti stanno, che non ti seguono come degli idioti virtuali, di chicomoristi, e degli idioti di regresso primitive, gli ignoranti che disertano la scuola. Ma chi diserta la scuola non lo fa perché, per esempio, non vuole amare la cultura, perché ha un rifiuto nei confronti della letteratura, perché ha un rifiuto nei confronti della matematica. Ha un rifiuto nei confronti del tipo di sapere che viene ancora oggi impartito nella scuola. E certamente non è l'ignoranza, ma è un dissidio, è una forma di dissenso forte, conscio o inconscio, che questi ragazzi esercitano nei confronti della scuola. A parte che poi, se andiamo a esaminare la battuta di Cooperlo, vedendola anche nei suoi retroscena, questa storia dei sardi ignoranti e dei calabresi ignoranti l'ha inventata la sinistra, non c'entra niente con il leghismo, non c'entra niente con qualsiasi forma di riflessione seria, ma è stata inventata proprio perché l'atteggiamento nei confronti del popolo da parte della sinistra culturale, metapolitica e politica è quella appunto di un popolo di serie A e di un popolo di serie B. Ma noi in questo caso non vogliamo fare, capito, perché questa è una trasmissione di cultura e non di politica, non è che vogliamo crocifiggere Cooperlo. Quello che ha detto Cooperlo non è tanto importante sul piano politico, perché non si può ridurre tutta alla politica, ma sul piano appunto dell'evoluzione mentale, dell'evoluzione spirituale. I ragazzi che reagiscono in questa maniera con l'abbandono della scuola o nell'altra maniera con la masturbazione hikikomori, quindi che preferisce il virtuale al reale, non accettano questo mondo, ma lo fanno a ragion veduta. Capite il discorso? Perché gli viene imposto un tipo di mentalità, un tipo di sapere che non è più accettabile. Quindi, paradossalmente, hanno ragione loro. E
se noi anche nei confronti degli hikikomoristi adottiamo una forma di comportamento clinico, questi qui vanno raddrizzati, vanno riportati alla realtà, non risolviamo niente se continuiamo a proporre a loro quel tipo di realtà che viene proposta nelle scuole attuali. Quindi a tutto questo davvero ci è servito in questa settimana, tutta questa querelle, per capire che noi possiamo proporre qualcosa di più alto di un'opzione politica, qualcosa di più alto, una scommessa più profonda, più palingenetica, più rivoluzionaria di qualsiasi proposta politica, cioè quella di restituire alla cultura e alla scuola il senso ultimo della vera formazione, che passa attraverso certamente una nuova impostazione che andrà pensata. Qui rifaccio eco al bell'intervento di lunedì scorso della nostra ascoltatrice, che appunto mi chiedeva a questo punto che fare riguardo alla cultura. La cultura non può non passare anche attraverso la scuola, anche se non si riduce alla dimensione scolastica, ma la comprende in sé. Ma certo, se la scuola non cambia e se noi come firmatari di una proposta a lungo termine sul senso ultimo della società, se noi non facciamo qualcosa come proposta globale da questo punto di vista, le cose non cambiano veramente. I festival e i congressi. Su Del Noce molto importante ricordare che Del Noce ha detto: bisogna combattere ogni totalitarismo, perché secondo Del Noce, che è morto 30 anni fa, ma poi ci ritorneremo a fine anno in occasione della precisa ricorrenza, il fascismo assomiglia al comunismo. In questo, attenzione, l'eredità è molto interessante. Certo, lui parlava di risorgimento. Noi leghisti abbiamo combattuto il risorgimento non perché facesse l'Italia, ma perché era il modo sbagliato di fare l'Italia. Domanda: ci può essere un nuovo risorgimento? Sì. Allora Del Noce va letto in questa luce, naturalmente, ma il risorgimento nuovo, e forse fino a questo punto Del Noce non ci arrivava, come forse non ci arriva Marcello Veneziani, che ne ha riportato e ne ha commentato il pensiero ieri sulla Verità, va reimpostato attraverso il federalismo e attraverso tutta una serie di spunti che sono poi molto presenti nell'attuale plafond politico della Lega. Ma appunto questo risorgimento comunque, ecco la grande lezione di Del Noce, allontana lo spettro del fascismo e del comunismo, che sono due facce della stessa medaglia. Quindi è grazie a Del Noce che noi rispondiamo a quello che sentivo anche nella trasmissione di Ilaria Preti, emergeva ancora una volta, no? Questa infamia del neofascismo. Perché la difesa della tradizione, come lo stesso Del Noce, no? Per esempio una tradizione occidentalista ma non americanista, una tradizione cristiana ma non necessariamente cattolica, e via dicendo, una tradizione nazionale ma non in senso centralista ma in senso federalista. Ecco, le correzioni necessarie che però ci riconducono a quella via maestra che egli, nella sua lungimiranza, Augusto Del Noce, padre di Fabrizio Del Noce, nella sua lungimiranza prima di morire come un testamento aveva tracciato. L'altro festival è quello di Trento ed è di marca decisamente diversa, perché, inutile nasconderlo, ci parlano personaggi un pochino indigesti come Enrico Letta, Marco Oneda, Elanan Helpan e anche Elsa Fornero. Ma quello che a noi interessa è il titolo e l'impostazione della 3 giorni di Trento, che ci riconduce a un'ulteriore riflessione molto interessante. Il titolo infatti è quello che vi dicevo già all'inizio della lezione: globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza. Allora, cosa sta succedendo? Se un festival dell'economia
molto blasonato per il pensiero radical chic, è ovvio, inventa questo nuovo titolo e non parla più di titoli tecnici del tipo come far uscire l'Italia dalla crisi, oppure le strumentazioni che il pensiero economico deve adottare per riuscire a rimettere in sesto quelli che sono attualmente, no, i problemi economici maggiori nel mondo e in Italia. Ma va sul filosofico e sul metapolitico con questo titolo: globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza, ovviamente per sfidare i sovranisti, questo è chiaro, ma vuol dire che noi sovranisti e federalisti, ma certamente il pensiero a cui questa radio, questa RPL si rifà, abbiamo fatto il lavoro giusto, cioè li abbiamo trascinati dal tecnico, che attenzione, lo stesso Del Noce aveva capito essere la spada di Damocle del XXI secolo, lui non ce la fece ad arrivare al XXI secolo, morì nell'89, ma lui aveva capito che il tecnico, il tecnocratico, la nuova finanza avrebbe rischiato di distruggere il mondo. Ma se noi siamo riusciti davvero attraverso mille maniere, ma soprattutto politicamente, a far capire che questa è la nuova realtà, cioè che la dimensione del sovranismo è quella da discutere, noi già abbiamo vinto, cioè abbiamo spezzato quella mentalità tecnocratica che poi è la rovina peggiore attualmente della umanità. Caro regista? Bene Andrea, siamo arrivati al termine. Siamo arrivati al termine. È passato un anno dal battesimo del governo e siamo, perdonatemi la battuta un po' così, prendetela un po' con il sorriso, al quinto giorno del primo anno dell'era. Lascia voi indovinare quale era possa essere. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Cosa aspetti?